Eccoci a una nuova puntata di Metropolis, subito la linea da Alessandro Verri e a Matteo Furian. Grazie mille caro Giulio, buon pomeriggio a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata di Metropolis, il punto su Milano, come sempre al mio fianco virtualmente c'è il buon Alessandro Verri. Ciao Alessandro. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. E rieccoci in una nuova puntata, come sempre il numero per chiamare e intervenire è lo 02 92 94 72 22, mentre invece potete scriverci anche su WhatsApp al 346 642 7756. Scrivete anche dei bellissimi messaggi se non avete tempo di chiamare e intervenire durante il corso della puntata, tanto il buon Giulio Carnelli della regia ci gira tutto, i messaggi li leggiamo. Ma allora... partiamo con la nostra Milano, il punto su Milano. Diciamo che la notizia, che è una delle notizie che ha fatto più scalpore, più discutere, ecco, in questi ultimi giorni, e che ha acceso, ha infiammato il dibattito politico anche milanese, è stata l'aggressione, la metto tra virgolette, poi si vedrà bene quello che deciderà la giustizia italiana, dei due agenti nei confronti di una transessuale, di una donna che era stata arrestata. Non si capisce bene ancora perché inizialmente le prime notizie riguardavano che si stava mezza denudando davanti a un parco giochi vicino a dei bambini, poi vabbè non si è capito bene, sembra che sia stata smentita questa. Fatto sta che comunque è stata presa in custodia dagli agenti di polizia locale. Questa donna poi durante il percorso all'interno della macchina della polizia sembrerebbe che abbia finto un malore e quindi la macchina della polizia si sia fermata, gli agenti sono scesi, ha tirato un calcio a uno degli agenti ed è scappata, e poi gli agenti l'hanno rincorsa e per bloccarla hanno utilizzato un eccesso, ed è questo il punto che ha fatto infiammare il dibattito politico, un eccesso diciamo del proprio potere per fermarla, manganellate, spray al peperoncino e così via sostanzialmente, e si è aperto un vero dibattito politico perché inizialmente la notizia era quella che era uscita, poi sembrerebbe appunto che ci sia stato un eccesso di potere e di forza da parte delle forze dell'ordine. Partiamo dal presupposto che quello che sarà, la giustizia stabilirà chi ha ragione, se gli agenti hanno sbagliato o meno, e se hanno sbagliato dovranno sicuramente pagare, però il punto qui è un altro, che a me mi viene un attimo da sorridere su una cosa. Allora, se questi agenti di polizia, la giustizia ci dirà a tutti noi che hanno sbagliato perché hanno utilizzato c'è stato un eccesso, ecco, da parte delle forze dell'ordine, sicuramente è un fatto grave. Però a me fa un po' ridere una cosa, cioè è un fatto grave perché è giusto parlarne, è giusto discuterne, assolutamente, però ragazzi, cioè a me fa ridere una certa parte politica che si indigna ogni volta quando succedono queste cose, che è giusto indignarsi, però non solo per questo, è questo il punto, non solo per questo, perché durante il giorno, la notte a Milano, ormai da anni, ne succedono di cotte e di crude in tutta la città, ma cose veramente dell'altro mondo. Cioè se uno apre il giornale sul tema sicurezza a Milano, ogni giorno è lì con i popcorn, è brutto da dirlo, ma è lì con i popcorn sì. Aspetta, faccio un paragone, sembra un bollettino veramente di guerra ogni volta a Milano sul tema sicurezza. Quindi a me fa un pochino sorridere, un po' arrabbiare il fatto che c'è indignazione non su questo tema qua, solo perché viene fatta solo per questo tema qua. Ecco, e io non capisco personalmente il perché ci si indigna solamente su questo tema qua e non per una persona come oggi, che è girato molto sui social, di un uomo, sembrerebbe uno straniero, ma questo poco importa, ovviamente della nazionalità, che si masturba di mattina davanti a una ragazzina di 16 anni che sta aspettando il tram per andare a scuola. Cioè, io noto questo, cioè che ci si o meglio, una certa parte politica, accompagnata anche da un certo tipo di giornalismo, si indigna e fa dei grossi titoloni solo quando succedono queste determinate cose, andando contro le forze dell'ordine, spesso facendo di tutta un'erba un fascio, così, no? Quando poi in realtà c'è una situazione critica a Milano sul tema sicurezza
E questo è un problema, ma è un problema culturale, secondo me, anche, perché diventa anche un problema culturale, perché se ai giovani soprattutto gli si dà questa impressione che sempre più giovani già quando andavo al liceo era una cosa che sentivo spesso dire da qualche compagno di classe, da qualcuno così, ma si sta sempre di più diffondendo che, tra virgolette, il poliziotto viene vista come una professione sostanzialmente, cioè, come se fosse un criminale essere poliziotti, viene criminalizzata la divisa. Questo è un problema e diventa un problema culturale, ma enorme, enorme. Guarda, proprio adesso stavo guardando e commentando anche sui giornali l'episodio sia di questo pomeriggio, insomma, di quanto è accaduto proprio poco tempo fa, cioè questa mattina alle 7:30, quindi stiamo parlando il pieno giorno, 7:30 della mattina, mentre andavo a scuola, una ragazzina di 16 anni è stata vittima di fatto di un episodio credo scioccante, perché davanti a lei alla fermata dell'autobus si è palesata questa persona che ha mostrato i suoi genitali mentre la ragazza stava semplicemente aspettando il tram per andare a scuola, peraltro in una zona anche molto centrale della città, si tratta di Piazza Ascoli. Ora, ricollegandomi al tuo ragionamento all'inizio che facevi sul tema della violenza che abbiamo visto tutti e abbiamo ancora tutti un po' negli occhi dei 3 agenti della polizia locale che cercano di fermare la donna, appunto, settimana scorsa che era stata fermata, mi viene in mente, ma come mai ancora ora, nonostante siano passate oltre 10 ore, non ci sia stato un messaggio di solidarietà da parte di quelle persone che invece la solidarietà l'hanno dimostrata subito nei confronti di chi è stato aggredito come la donna della settimana scorsa. Ricordiamo che però purtroppo si danno subito delle sentenze senza conoscere i fatti. Purtroppo molta sinistra, appena è accaduto questo fatto, cioè il fatto della settimana scorsa, sono partiti tutti subito con i comunicati stampa chiedendo le dimissioni immediate, chiedendo di mandare a casa immediatamente gli agenti della polizia locale. Posto che peraltro se un agente della polizia locale, io non ho mai visto un agente di polizia locale comportarsi in questa maniera, credo, non lo so, perché il resto del video, perché tutti parlano ma non conosciamo esattamente che cosa è successo, perché il video che noi vediamo rappresenta soltanto la parte finale. Io sono assolutamente convinto che chi ha agito in quella maniera è perché è stato provocato prima, tant'è che infatti si parla di un'aggressione prima di tutto nei confronti degli agenti di polizia locale, che poi hanno reagito. Poi magari c'è stato un eccesso di legittima difesa e questo lo stabilirà sicuramente un'inchiesta che nel frattempo è stata aperta. Ma detto questo, peraltro voglio anche soltanto ricordare che peraltro la persona aggredita non si è neanche fatta visitare e non è andata nemmeno all'ospedale, quindi evidentemente non stava nemmeno poi così tanto male. Ma tralasciando il fatto che uno stesse male, perché credo che sia fondamentale il fatto che ci sia stata un'aggressione eccessiva, perché la ragazza nel frattempo, nemmeno nel video, dimostra di avere le mani alzate, ma non sappiamo però cosa è successo prima. E io mi immagino che cosa può provare una persona, un agente in questo caso, che viene aggredita, tra l'altro si dice che lei si mordeva le braccia e sputava il sangue urlando che fosse infetto dall'AIDS, e quindi io mi immagino, io sto facendo il mio lavoro, vengo aggredito da una persona che mi dice anche che mi vuole contagiare con l'AIDS e mi immagino come potrei reagire. Quindi io non voglio prendere le parti necessariamente per una o per l'altro, ma dico semplicemente che nessuno prova a mettersi nella condizione in cui si trovavano quelle persone in quel momento. C'è uno stress psicologico, un atteggiamento che chiaramente dipende anche molto dal carattere della persona e una gestione proprio anche dell'emergenza che varia un po' da persona a persona, perché non tutti hanno il coraggio di fare determinate azioni, non tutti invece riescono a rimanere fermi davanti ad un'aggressione. Quindi io dico,
In quel caso, secondo me, si doveva lavorare di più, si dovrebbe lavorare di più intanto sulla formazione degli agenti e quindi nella gestione delle emergenze che devono essere sicuramente gestite meglio, ma qui è responsabilità di chi ha messo a capo dell'agente di polizia locale una persona che non c'entra niente con la polizia locale, perché Ciacci, voluto da Sala e che ha sostituito Barbato, che è stato mandato via, e tutti conosciamo la vicenda Barbato, se non la conosciamo magari un giorno lo invitiamo qua, anzi a raccontarci, dove di fatto è stato mandato via perché non faceva più comodo in un certo sistema, quindi è stato preso un'altra persona che invece faceva più comodo, e oggi ci ritroviamo con una polizia locale che non è abbastanza formata, che non ha anche i giusti strumenti. Tant'è che ricordiamo, noi continuiamo a sostenere che il taser per gli agenti di polizia locale sia fondamentale. Tra l'altro, no, ma il punto è proprio questo, Alessandro, cioè il fatto che poi si lancia un messaggio, a mio avviso, completamente sbagliato, cioè che con le forze dell'ordine non si è al sicuro. Poi tu adesso hai aperto anche un'altra sfaccettatura di questa vicenda in generale della polizia locale, che è assolutamente vero. Il caso Barbato effettivamente bisognerebbe ritornarci assolutamente su, ma al di là di tutto questo, io trovo veramente assurdo. Io personalmente, quando leggo queste notizie, aspetto un attimo a schierarmi, ma a parte che poi non è che bisogna schierarsi. Giustamente, però dare un commento, tu dici, dare anche solo un commento. Prima bisogna conoscere. Prima aspettiamo un attimo e vediamo poi come va a finire. Se poi questi agenti hanno sbagliato, cioè c'è un torto da parte di questi agenti nel loro comportamento, e va bene, avranno sbagliato, però secondo me ogni volta creare un clima o un'atmosfera, descrivere una realtà secondo me che non esiste, dove si fanno anche paragoni spesso alla polizia italiana, alla polizia americana, cioè che mi fa veramente abbastanza sorridere e ridere, sembra più che una barzelletta, più che una descrizione di una realtà inesistente. Però al di là di questo, cioè, è il messaggio alla base che poi dai che è sbagliato. Quindi vedremo. Detto ciò, però, poi quando gli agenti di polizia si comportano, tra virgolette, bene, si fanno il loro dovere e sono degli eroi a tutti gli effetti, parlo di quei poliziotti che magari convincono, parlo di casi di sicurezza e non, ovvero quegli agenti di polizia che convincono qualche ragazzo o ragazza a non buttarsi giù da un palazzo o da un ponte, salvandole la vita. O parlo anche di agenti di polizia. Poche settimane fa, tra l'altro, c'era un altro video che si era un po' diffuso sui social, però non ha fatto tanta notizia. Qua a Milano c'era un ragazzo in uno stato abbastanza confusionale, a petto nudo, ecco, sotto effetto di qualche droga. Gli agenti di polizia si sono comportati benissimo, hanno cercato di parlare con lui, di farlo ragionare, non gli hanno sparato il taser perché erano già armati, hanno cercato di tranquillizzarlo e farlo ragionare, nonostante questo qui stava bloccando il traffico e tutto così, no? Quindi, quando succedono queste cose, che quindi si evita un danno, così non vengono messi, tra virgolette, sul podio, non gli viene dato a Cesare quel che è di Cesare, sostanzialmente. Però quando c'è un errore, c'è una falla, che purtroppo non ci dovrebbe essere, tantissime cose non dovrebbero esserci nella nostra società, è inevitabile che ci siano. Lo stesso discorso per quanto riguarda la politica. È ovvio, ed è brutto dire ovvio, però è normale che qualche volta in qualsiasi partito capita il politico che è un farabutto e deruba, no? Ruba perché fa delle... È così, però fa parte purtroppo dell'essere umano, bisogna combatterlo, bisogna cercare di arginare questi problemi, e come nella politica, questo esempio, anche nella polizia c'è chi fa il furbo e abusa della propria posizione, no? Quindi non facciamo sempre di tutta un'erba un fascio, anche perché ci sentiamo dire tutta questa pappardella qua da persone che dicono invece di non far tutta un'erba un fascio su tantissimi altri argomenti, per esempio. No? Cosa che nessuno vuole fare di un'erba un fascio, anche sul tema del migratorio ci mancherebbe altro. No, ma guarda, hai ragione, però su questo è vero, ma a me fa riflettere l'atteggiamento discordante di alcuni esponenti, soprattutto di una certa parte politica. Nel caso degli agenti sono subito andati a portare solidarietà alla ragazza aggredita, di richieste di dimissioni immediate da parte della polizia locale, degli agenti della polizia locale.
Questa mattina accade che una ragazza di 16 anni subisce una violenza, perché di fatto avere una persona davanti che diciamo mostra i genitali, mostra le parti intime davanti a te quando hai 16 anni, peraltro immagino anche la difficoltà, la forza di reagire di una ragazza di 16 anni davanti a una situazione del genere. Su questo non succede niente. Milano è la città che ha purtroppo come numeri di violenze sessuali gli atti maggiori, cioè i numeri maggiori d'Italia, però su questo nei confronti delle donne non abbiamo sentito prendere una posizione. Ma se gli agenti locali sbagliano, subito gli agenti della polizia locale chiedere le dimissioni. Non analizzare il fatto che Milano sia totalmente allo sbando. Perché? Perché se noi abbiamo persone che continuano a delinquere e rimangono tra l'altro poi nella nostra città e nessuno controlla queste persone, nessuno si prende in carico queste persone. La persona che è stata aggredita purtroppo, i dati ci dicono che era una persona già nota alle forze dell'ordine, era una persona già nota al quartiere e che aveva già dimostrato diversi problemi psicologici. Allora la domanda che io mi faccio è, al di là del motivo per cui è stata fermata, ma io mi chiedo come mai non è rientrata all'interno della rete, diciamo, delle politiche sociali del Comune di Milano e di un controllo regolare di questa figura, di questa persona? Come mai questa persona che qualche problema lo ha e lo aveva, se no non vieni fermata e portata via dalla polizia locale, probabilmente qualche cosa stavi facendo, poi magari non si stava denudando, ma qualche cosa stai facendo, perché ripeto, non ho mai visto un agente della polizia locale portare via una persona, e quindi evidentemente qualcosa lo stesso che lo stava facendo. Se vieni portato via, evidentemente c'è qualche problema. Il problema che io mi pongo è come mai non sia stata presa in carico il problema di questa persona, sia stata inserita all'interno di una rete di accoglienza e in generale di assistenza. Evidentemente c'è un problema che da un lato, come ripeto sempre, è sia di sicurezza e di presidio del territorio che manca, ma dall'altro soprattutto sociale, c'è un disagio sociale enorme e i dati lo dimostrano. Abbiamo una città che ha i più alti numeri di furti, il più alto numero di violenze, il più alto numero di denunce. Purtroppo è questo il dato, cioè sono lì da vedere. Poi possiamo dire che a Milano non c'è un problema di sicurezza, ma purtroppo i dati testimoniano tutt'altro, e questo secondo me è un gravissimo errore da parte della stessa non affrontarlo questo dato. Loro cercano di mettere la polvere sotto il tappeto, e quindi nel momento in cui succede una violenza del genere, sicuramente colpa della polizia locale. No, interrogati su quello che hai sbagliato te nell'amministrare la città da 12 anni e non saper gestire le problematiche che evidentemente sono differenti, che evidentemente colpiscono diverse fasce della popolazione, ma che tu oggi non sai intercettare. Allora, io poi, come hai detto tu, sarà utile anche avere come ospite una volta qualcuno anche del sindacato di polizia, ed è utile parlarne. Io penso che comunque la percezione nei confronti della polizia, che purtroppo nel nostro paese non è mai stata buona, fin dagli anni 70, così, però diciamo che la vera esplosione secondo me c'è stata dal G8 di Genova, secondo molti, e dal G8 di Genova, soprattutto dopo alcuni fatti, la scuola Diaz, ecco, c'è stata una completa, da quel giorno lì, una completa demonizzazione, una campagna di demonizzazione nei confronti della polizia. Io ripeto, chi sbaglia deve sempre pagare, non è che sei una divisa, sei incolume e non devi assolutamente pagare, però ripeto che, come hai detto tu, non si va poi sui veri problemi, non si va veramente sui veri problemi, che sono i problemi della sicurezza. Nessuno sta dicendo che non bisogna parlare se un poliziotto abusa del proprio potere, attenzione, nessuno vuole dire questo, semplicemente però è che cavolo, non si può avere un occhio aperto e uno chiuso, è questa Esatto. il punto è proprio questo, non puoi avere un occhio aperto e un occhio chiuso, devi avere tutti e due gli occhi aperti e cercare di guardare e analizzare ciò che accade. Detto ciò, veramente uno apre il giornale e legge di quelle cose veramente imbarazzanti. Adesso tra l'altro leggevo di una professoressa aggredita da uno studente, presa a coltellate, no, ma cose di ordinaria follia. Cioè, cose di ordinaria follia. Stiamo
ci stiamo trasformando pian piano in una società sempre più pericolosa, perché sicuramente i valori stanno decadendo sempre di più e questo è un grandissimo problema, soprattutto per i più giovani, perché i più giovani poi diventano il futuro e diventeranno trentenni, quarantenni, cinquantenni e ciò che apprendono lo passeranno ai propri figli, quindi diventa una catena che secondo me che deve essere spezzata in qualche modo, perché se l'aspirazione di un giovane di oggi è quella di diventare un maranza, un cosiddetto maranza, tradotto per chi non sapesse cosa significhi questa parola bullo barra tamarro a tratti, no? Siamo rovinati se la massima aspirazione di un giovane è diventare un maranza o imitare queste persone qua, mentre invece uno non vuole imitare e tra virgolette non ha il sogno nel cassetto come qualche mio compagno di classe e io avevamo da piccoli, che volevano fare il pompiere, chi il poliziotto, chi il dottore, no? Poi certo lavori anche sopra le righe, l'astronauta, cioè ok, per la carità, però se l'aspirazione di un bambino, si parla di bambini, è quella di diventare un maranza e anche quella di un ragazzo che comincia a essere un po' più grande, adolescente, che frequenta i primi anni del liceo, è ambire a quello stile di vita lì, la società sta fallendo, stiamo fallendo. La politica... guarda, basta, scusami se ti ho interrotto, ma solo per dire che purtroppo sabato c'è stato l'ennesimo episodio tra ragazzini, sedicenni, comunque minorenni, un accoltellato. Ora, è chiaro, non voglio dire che questo sia colpa di Sala, evidente, ma molta responsabilità ce l'ha proprio anche la nostra società che sta costruendo appunto forse figli del fatto che sui social fa figo piuttosto che riprendersi mentre ci si mena, piuttosto che forse bisogna analizzare ancora più nel dettaglio le esigenze e i problemi dei nostri ragazzi, perché la società che stiamo costruendo, la direzione che sta prendendo, secondo me è proprio una deriva. Secondo me quello che si sta facendo, come hai detto tu attraverso i social, mitizzando la violenza. Cioè la violenza sta diventando un mito da perseguire. Cioè io più sono pericoloso, più faccio paura, più intimidisco le altre persone, più sono uno che ha fatto cazzottate e ha fatto altre cose, più sono una persona che guadagna, tra virgolette, rispetto agli occhi degli altri. Qualcuno da temere. Perdonatemi un attimo, è vero che queste logiche purtroppo in moltissime realtà delle nostre città sono sempre esistite, fin dai tempi dei nostri nonni, però dall'altra parte, quello che voglio dire, cavoli, si sta estendendo un pochino adesso fin troppo, cioè un po' a tutti, e questo è quello che io percepisco. Cioè una volta purtroppo in alcune realtà che lì bisognava impegnarsi a combatterlo in quella realtà, adesso in tutta la nostra realtà si sta espandendo, perché non riguarda solo più certe zone, per esempio parlando di Milano, della nostra città, ma anche zone centrali. Cioè anche il ragazzo che abita in Corso Sempione all'Arco della Pace magari insegue quel mitino lì, ecco, no? Non solamente il ragazzo che vive in periferia o in una condizione di disagio. Sì, hai assolutamente ragione, ormai si sta estendendo sempre di più a macchia d'olio, anzi probabilmente questo social lo amplifica, basta pensare, uscendo un po' dalla nostra città, che stiamo vedendo sui social, è girato negli ultimi giorni l'invito a presentarsi tutti quanti a Peschiera del Garda il 2 di giugno per menarsi, per fare le risse, Dimmi, ma perché dovrei prendere un treno per andare in un posto dove so che ci si mena? Ma diciamo, menati te, vado al mare, vado al lago, ma vado a vedere Peschiera perché è una bellissima città. Però pensa, cioè, questi invece si danno appuntamento per menarsi. Io non li riesco mica. E questo è Alessandro il punto. Noi ci davamo appuntamento per giocare a calcetto, no? E questi si danno appuntamento per andare a devastare, a spaccare le cose. Perché fa grande, perché poi, come hai detto tu, attraverso i social, guarda che figo che sono, spacco il finestrino di una macchina, guarda che figo, faccio il bagno in un posto in cui non si può nuotare, che poi c'è scritto il divieto di balneazione, non perché vogliono farti un dispetto, ma perché magari rischi tu, no? Cioè non per sì, così, poi quando, però lo fai lo stesso. Quando succede qualche cosa, cavolo! sorrideva sempre. Fa ridere. Comunque siamo arrivati alla fine di Metropolis, il punto su Milano. Io come sempre ringrazio te, Alessandro. Grazie a te Matteo e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a voi e mi raccomando, ora rimanete sintonizzati come sempre qui su Radio Libertà, perché tra poco inizia Filo Diretto con la Lega nel mondo, quindi rimanete sintonizzati, ci sentiamo a tra poco. Avete ascoltato Metropolis.